Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Alex, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Caro mago, in questa puntata andremo a giocare con l'assistente Arturo e la fatina Giulietta. Mi raccomando, occhi ben aperti, e poi ci presenterai anche una tua specialissima, magica storia. Conosceremo un'amica molto simpatica. Ah, ecco, ok, allora direi che possiamo cominciare. Voi cosa dite, amici? Siete pronti? Io sono pronto, ok, ci sono, molto bene, e vi ricordo, ecco, quello me lo ricordo, di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite. Scriveteci a ciao@gmail.com. E se siete capaci anche a fare una magia, ecco, fatevi filmare così in orizzontale dai vostri genitori, e se vorrete potremo anche coprire il viso, ecco, se non vorrete se magari siete timidi, se non volete comparire, ecco, ma se siete in grado di fare una bella magia, ecco, mandatecela, così potremo vederla tutti, perché le magie sono belle da fare a casa, da soli, ma sono belle anche se condivise, perché donano meraviglia, ci fanno sorridere, ci danno un po' di leggerezza, e la leggerezza nella vita è importante, assolutamente. Beh, io direi che potremmo cominciare. Iniziamo, ok? E allora si parte! Giochi, amo. Giochi, amo. Non lo sai o non lo so. Giochiamo insieme, indovina un po'. Non lo sai o non lo sappiamo. Ora è il momento, dai, giochiamo. Giochi, amo. Giochi, amo. E per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Ehi, ciao amici, mi riconoscete? Sono io, l'assistente Arturo. Questa volta io non c'entro, non ho mangiato nulla, non ho fatto nessun pasticcio. Il pasticcio l'ha fatto il mago, scusate. Estraendo le cose dal suo cappello si vede che ha messo troppo entusiasmo e le ha tutte mosse, sfocate. Sono irriconoscibili. Dovete aiutarci a capire qual è l'oggetto che ha estratto dal suo cappello. Però ci serve un pizzico di magia. Dobbiamo chiamare la fatina Giulietta. Chiamiamola tutti insieme. Al 3. 1, 2, 3. Fatina! Più forte! Fatina! Più forte! Fatina! Eccomi qua! Sono la fatina Giulietta. Ma certo, il mago ha estratto dal suo cappello un oggetto. Andiamo a vedere. Eccolo qua, è tutto sfocato. Voi riuscite a capire di quale oggetto si tratta? Qual è l'oggetto che ha estratto magicamente dal suo cappello il mago?
possiamo fare una magia e renderlo un pochettino più chiaro, più nitido. Serve la parola magica che è wow wow wee wow wow. La diciamo insieme al 3. 1, 2, 3. Wow wow wee wow wow. Oh, così va un po' meglio. Lo riconoscete, ragazzi? Che cosa? Proviamo. Dobbiamo un attimo concentrarci. Potremmo usare ancora la parola magica wow wow wee wow wow e vediamo se qualcuno riesce a indovinare. 1, 2, 3. Tutti insieme. Wow wow wee wow wow. Oh sì, ora va un po' meglio. Qualcuno riesce a capire di che oggetto si tratta? Che cosa ha tolto dal suo cappello? Il mago ha le scarpe. Avete indovinato? Avete capito? Dai, allora usiamo per l'ultima volta la parola magica, ma diciamola tutti insieme, forte, al 3. 1, 2 e 3. Wow, wow, wee, wow, wow. L'oggetto misterioso era questo qua. Eccolo! Chi è che ha indovinato, amici? Qualcuno ha indovinato? Avete giocato con noi? Beh, ragazzi, le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano, ma certo, sempre qui ad Al Cappello del Mago. Amici, eccoci in questo magico spazio, che bello dedicato alle storie e alle fiabe, in cui possiamo lasciar libera l'immaginazione di immaginare, giocare. Beh, la magica storia di quest'oggi è dedicata a un'ape un po' speciale. Sentite, c'era un tempo, e magari ancora c'è, un alveare speciale. Ma pensate, un alveare areale molto speciale, dove ogni ape, come sanno fare, si dava un gran ma gran da fare. Siamo in via del Miele 71, dicevano quando qualcuno voleva andarle a trovare, e ogni volta erano pronte a mandare la posizione corretta dell'alveare. Che vita, che movimento e quanto impegno c'era in quel piccolo grande regno fatto di cera costruito da loro. Quando lavoravano lo facevano in coro. Api soldato, api operaie e ape regina. C'era persino la perugina. Così dolce, dolcina, dolcetta. C'era la pina e pure la petta, l'ape maia e anche lui, l'apostrofo, che teneva deciso tutti al suo posto. Tra le api più diverse e più strane che potevi ammirare, in questo bizzarro e vivace alveare, potevi, pensate, persino trovarci un'ape abituata a meravigliarsi. Era lei, la Però. Si meravigliava per ogni cosa, dalla più piccola alla più graziosa, giocosa, preziosa. Con quella tonalità scherzosa diceva sempre «Ah però!» per questo e per quello. «Ah però, ma che bello! Ah però, ma davvero! Ah però, ma sei serio?» Abituata a meravigliarsi per ogni cosa, un giorno, ai noi, ah però, si alzò pensierosa. Guardandosi allo specchio come faceva sempre, anche le api si specchiano come fa la gente, essendo Aperò un pochino giù di morale, quella mattina non si riuscì a meravigliare e non aprendo la bocca per pronunciare la di Aperò, e già, con entusiasmo, gioia e felicità, gli uscì soltanto un mesto però ad Aperò, o no? Un solo e semplice però, dubbioso, incerto e triste, oibò. Quella mattina non era la stessa cosa. Aperò era pensierosa per una cosa. Probabilmente, infatti, si rese conto di ciò che stava accadendo intorno. Abituata a meravigliarsi per tutto il bello, il mondo rischiava di non essere più quello. Il cambiamento climatico del mondo stava modificando quel che aveva intorno. Soprattutto in prima linea c'erano loro stesse. Molte colleghe api, infatti, erano andate perse. Se prima c'era una gran comunità di apette, sia di qui che di là, ora la realtà era molto cambiata. Se un'ape voleva essere tutelata, doveva essere protetta e allevata. Perciò, ad Aperò, che fino ad ora si era meravigliata, la sua espressione era tristemente mutata, facendo entrare un po' di amarezza al dolce stupore per la bellezza. Se prima c'era un ah però per questo e per quello, ora aveva un però
però c'è qualcosa di non bello, riguardante il futuro, però potrebbe essere duro, però non tanto sicuro, invece che roseo, forse un po' scuro. Ma con un sussulto, l'ape ottimista le illuminò e rischiarò la vista. Sull'onda della spinta positiva, quel però ebbe una scossa propositiva. Però, se insieme ci impegneremo, di certo qualcosa di buono lo faremo. Ma dovremmo farlo tutti quanti, ma stando vicini e mica distanti. Così, però, tornò a meravigliarsi. Però. Ma in compagnia si diede da fare per proteggere e tutelare il loro alveare. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.